Dopo 2 settimane di agonia non ce l'ha fatta, è morto al Caffoncello di Treviso dove era ricoverato. Il 19enne colpito da un malore finché si trovava con un gruppo di amici al parco Arcobaleno in pieno centro a Mogliano durante un pomeriggio di metà settembre. La ricostruzione di quanto è accaduto è ancora in corso. Di certo il giovane avrebbe sbattuto violentemente la testa dopo aver accusato un malore. Sul luogo dell'incidente ora gli amici hanno deposto dei fiori proprio sotto al gazebo del parco, luogo in cui erano riuniti quel drammatico pomeriggio con i soccorritori del SUEM che avevano cercato subito di rianimare il giovane. Anche il sindaco esprime cordoglio per un fatto tragico che ha scosso tutta la comunità, anche vista l'età del ragazzo che viveva con la famiglia in città. È un tragico evento che ha destato molto cordoglio in città, soprattutto tra tanti giovani che sono in questo momento scioccati dall'evento. Era circolata anche la voce che il 19enne potesse aver fumato uno spinello, fatto che però la famiglia smentisce categoricamente. Rimane l'ipotesi di un malore per una tragedia che ha colpito profondamente tutti i coetanei di Mogliano, non solo chi lo conosceva, proprio per i contorni drammatici della vicenda e per la giovanissima età. La famiglia dice che il ragazzo non faceva uso di droghe, sarà l'autopsia a sostenerlo, a dare il verdetto definitivo.